L'insegnante uccisa dal nipote a San Stino, per la procura il 17enne rimane per ora l'unico indagato dell'omicidio. Restano molti aspetti da chiarire nella ricostruzione dei fatti. Il 17enne in una comunità del Trevigiano in attesa dell'udienza di convalida del fermo per omicidio volontario. In queste ore avrebbe iniziato a prendere coscienza della gravità di ciò che ha commesso. Continuano intanto le ricerche del corpo della 53enne, vigili del fuoco in campo per il secondo giorno. La corrente potrebbe aver spostato il cadavere a chilometri di distanza. L'ennesima vittima sulla strada lungo la Monselice Mare, 65enne in sella, la sua bici travolta, ucciso da un motociclista 21enne. A Schio e Semonzo del Grappa, 2 comunità in lutto per la scomparsa di 2 giovani escursionisti precipitati dal monte Pasubio. Il cordoglio dei vigili del fuoco di Vicenza, dove Giosuè Baldissera lavorava. Crisi Electrolux, al tavolo di Roma la multinazionale svedese accetta di accantonare il piano di licenziamenti, nuova scadenza tra 50 giorni, obiettivo nuovo piano industriale condiviso e sostenibile. GRC assessori, 3 conferme e volti nuovi nella giunta di Simone Venturini. Francesca Zaccariotto vice sindaca con delega alla sicurezza, Paolo Romor la delega che unisce urbanistica e cultura rispettati gli accordi preelettorali. Vannacciani Venete alla risposta dopo l'assemblea costituente che ha sancito la nascita di Futuro Nazionale, alleanza con il centrodestra solo se si rispetta il patto con gli elettori. Momenti di apprensione a Millanova di Campo San Piero, una bimba è rimasta accidentalmente intrappolata nell'auto sotto il sole. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno evitato la tragedia. Tutto pronto invece a Gemona per la Triveneta 2026, il raduno degli alpini a nord-est questa mattina. La presentazione ufficiale a Udine, Antenna 3 pronta a raccontare gli eventi in diretta fino alla sfilata clou di domenica. Telegiornale regionale, buonasera a tutte e a tutti. Iniziamo dunque con le notizie. Prima il sondaggio di Ring questa sera in onda sulla nostra rete che vi facciamo vedere. Vannacci deve allearsi con il centrodestra? Questa è la domanda che vi poniamo, sì o no. I numeri che vedete in sovraimpressione come sempre sono gli stessi, sì o no. 0422 16 26 69 1, no 0422 16 26 69 0. E noi iniziamo dalla cronaca, dall'omicidio di San Stino di Livenza. Vediamo quali sono le novità di questa giornata. Le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza riprendono chiaramente il 17enne che spinge la carriola, confermando di fatto quanto ha confessato agli investigatori. Lo ha ribadito in queste ore il procuratore di Pordenone Pietro Montrone. Al momento, spiega, è escluso il coinvolgimento di terzi, ma ci sono delle esigenze di approfondimento che potranno essere effettuate solamente al rinvenimento della salma. Il 17enne dunque rimane per ora l'unico indagato, reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, accoltellata a morte e poi gettata nel canale. L'accusa gravissima, omicidio volontario. Ora il giovane si trova in una comunità per minori della provincia di Treviso. Chi lo ha visto prima del trasferimento nella struttura parla di un giovane che sta progressivamente prendendo coscienza della gravità del suo gesto. Dopo la consegna degli atti per la richiesta di convalida del fermo da parte della Procura dei minori di Trieste, ci saranno altre 48 ore per fissare l'udienza. Gli investigatori intanto continuano le indagini per ricostruire quei drammatici momenti quando il 17enne, dopo l'ennesimo litigio per questioni di eredità, tensioni che aleggiavano da tempo in famiglia, ha estratto il coltello e colpito a morte la zia. Teatro della mattanza la legnaia, la villa intera rimane sotto sequestro. I cittadini, ancora attoniti per questa tragedia, spiegano che proprio quella sera c'era la raccolta di rifiuti proprio nel ponto dove è stato gettato il corpo. Questo forse spiegherebbe perché la carriola con il telo che copriva il corpo della donna sarebbe passata inosservata. Ci sono però ancora molti punti da chiarire nella ricostruzione dell'omicidio. Un testimone avrebbe riferito di aver visto il padre portare il 17enne dal medico venerdì per delle ferite al braccio destro e una possibile contusione. A San Stino intanto resta fra tutti un nodo alla gola, lo sforzo per non piangere di fronte a tanta crudeltà. Sono cose che purtroppo nella società di oggi, io ho un nipote della stessa età, quindi può immaginarsi che cosa
che cosa provo in questo momento. In queste ore è un pellegrinaggio continuo nella villa della vittima, amici, allievi e conoscenti. Dopo i primi fiori e messaggi lasciati dai suoi allievi sono stati portati altri omaggi ed altri biglietti, pensieri in ricordo della vittima. Ci sarà un momento di preghiera nella scuola media dove la 53enne insegnava. L'istituto ha deciso di concedere agli allievi che non se la sentono di spostare l'esame di terza media alla prossima settimana. Intanto proseguono le ricerche del corpo della vittima. A San Stino di Livenza proseguono senza sosta le ricerche del corpo della professoressa Chiara Guerra, 53enne, uccisa a coltellate dal nipote 17enne che ha confessato l'omicidio. Una vicenda che da giorni tiene impegnate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco in un'attività di perlustrazione continua lungo l'area interessata. Anche nelle scorse ore è stato predisposto un dispositivo rafforzato dei vigili del fuoco con il reparto SAF impegnato insieme ai gommoni, sommozzatori e droni. In volo anche l'elicottero Drago, che sta seguendo il corso d'acqua fino alla foce, estendendo il monitoraggio verso il mare Adriatico. Le operazioni si concentrano in particolare sul canale Malgher, indicato dal 17enne come il punto in cui avrebbe gettato il corpo della zia e l'arma del delitto. A distanza di diversi giorni dai fatti, resta però concreta la possibilità che la corrente abbia spostato il corpo anche a chilometri di distanza dal punto indicato, rendendo lo scenario di ricerca ancora più ampio e complesso. Per questo il campo di intervento è stato ulteriormente esteso con controlli che riguardano non solo l'alveo del canale ma anche gli argini, dove vegetazione fitta, tronchi e detriti trasportati dall'acqua rendono le operazioni particolarmente difficoltose. Le squadre stanno lavorando su più fronti, passando al settaccio ogni tratto accessibile, in una ricerca che resta aperta e in continuo aggiornamento. A Monselli c'è l'ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. La strada regionale 104, la Monsellice-Mare, miete un'altra vittima nel territorio del comune di Candiana. A perdere la vita è il 65enne Giuliano Lessio, che lascia la moglie e un figlio. Il pensionato si spostava spesso in bicicletta, soprattutto per andare a fare colazione nel bar del paese. Questa volta però qualcosa è andato storto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Padova, intervenuta sul posto, Lessio, dopo aver percorso Valli Candiana in sella alla sua bici, sarebbe arrivato all'altezza dell'incrocio e proprio qui sarebbe stato preso in pieno da una moto che procedeva lungo la Monsellice-Mare in direzione Conselve. L'impatto è stato fatale, il 65enne, sbalzato per diversi metri, è morto sul colpo. Ferito ma non in pericolo di vita il centauro alla guida della moto, un 21enne, trasportato in ospedale in prognosi riservata. L'esatta dinamica dell'incidente ora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto. L'incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione con rallentamenti e code in entrambe le direzioni lungo uno degli assi viari più trafficati della zona. Sul posto anche Veneto Strada e il suo M118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La Monsellice-Mare non è nuova tragedia del genere. A maggio di quest'anno si sono registrati 5 feriti gravi in un incidente automobilistico. Nel novembre del 2025 un altro schianto era costato la vita a una persona, mentre nel marzo dello stesso anno 2 distinti incidenti avevano provocato un morto e diversi feriti, confermando la pericolosità di questo tratto stradale, come dice anche il sindaco Luca Manfrin. Nel nostro comune esiste un tratto della Monsellice-Mare lungo 7 km, caratterizzato da un rettilineo che interseca 4 incroci a raso. Stiamo lavorando per realizzare un'opera che consente di ridurre le continue accelerazioni dei veicoli, interrompere la linearità del rettilineo e aumentare la sicurezza dell'intero tratto stradale. Si tratta di un intervento importante che richiede la collaborazione e la convergenza di più istituzioni, con le quali continueremo a lavorare con la massima attenzione affinché si possa giungere quanto prima a una soluzione concreta. La sicurezza prima di tutto, purtroppo dobbiamo evitare queste tragedie. Perdono la vita sul Pasuvio 2 giovani escursionisti. Ai piedi del Pasubio i soccorritori intervenuti li hanno trovati imbragati e uniti anche nella morte. Sofia Dalle Nogare, 24 anni, di Tiene, residente a Schio, e Giuseppe Baldissera, 26 anni, trevigiano di Semonzo di Borso del Grappa. Entrambi, con una coppia di amici, avevano affrontato la parete del Soio d'Uderle, una via impegnativa ma assolutamente alla portata dei 2 alpinisti che avevano accumulato preparazione ed esperienze più che sufficienti, ma non è bastato, la montagna non perdona. Ad avvisare i soccorsi gli amici che hanno visto la coppia precipitare nel vuoto per 100 metri. Il dolore dei soccorritori. E loro erano veramente dei ragazzi che sapevano andare in montagna,
non erano sprovveduti, non sappiamo nemmeno noi capacitarci cosa sia effettivamente successo, cosa sia accaduto per poter fare questa caduta così dall'alto. Sicuramente qualcosa di strano è successo, però neanche da come erano le corde, come erano i moschettoni, eccetera, l'attrezzatura che avevano addosso non era in ordine. Sofia, che tra un mese avrebbe compiuto 25 anni, oltre alla montagna amava anche l'acqua, aveva praticato un nuoto agonistico a livello giovanile e lavorava come assistente bagnante nelle piscine comunali di Schio, dove era conosciuta ed apprezzata per il suo carattere pieno di vita e di entusiasmo contagioso. Io volevo esprimere tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di questi due giovani, alle famiglie di questi due giovani e in particolar modo proprio a Sofia, alla famiglia di Sofia, perché immagino che sia qualcosa di inconcepibile e straziante, anche perché appunto, come ha ben detto, erano comunque due ragazzi molto attivi, molto positivi, molto comunque coinvolti nella comunità, nell'attività fisica, perciò una notizia del genere proprio è inspiegabile, diciamo inaccettabile. I funerali di Sofia si svolgeranno giovedì alle 10 nel Duomo di Schio. Parla invece il DJ aggredito ad Abano Terme. Io ti spacco tutto, è andato verso la mia console, ha lanciato all'aria la console, io nel tentativo di prendere la console lo mando via, insomma, e mi prendo dei pugni in faccia, una raffica di pugni, dopo non mi ricordo più di tanto, mi sono trovato 10 metri dietro in un'aiuola, dopo chiaramente sono tutti intervenuti i baristi del locale, clienti, per dividerci, insomma, per soccorrermi, sangue dappertutto. Violenta aggressione sabato sera in un locale ad Abano Terme. Flavio La Cagnina, in arte Fluffy DJ, è stato prima insultato, poi picchiato da un 60enne del posto. La sua colpa non aver abbassato il volume della musica. Ho trovato questo locale ad Abano il sabato sera dalle 9:30 alle 23:30, dalle 10 a mezzanotte, gli orari cambiano a seconda della stagionalità. Che 2 ore mi esprimo la mia passione, faccio quello che faccio, sono tranquillissimo, mai avrei pensato lì e mai avrei pensato che quella persona si mutasse così. La corsa in ospedale con il naso rotto e danni all'orecchio, già operato in precedenza. La prognosi di 30 giorni da referto del pronto soccorso. C'è stata la frattura del setto nasale perché non ho neanche potuto difendermi, diciamo, quindi l'ho preso proprio in pieno volto l'aggressione. E la cosa che mi preoccupa, sono un po' preoccupato perché c'è un calo dell'udito all'orecchio destro dove ero già stato operato, una protesi interna per un problema di salute che speravo di aver risolto, invece a quanto pare forse si è dislocata. Danni fisici e materiali perché la furia dell'aggressore si è abbattuta anche contro la strumentazione da DJ, un danno da quasi 1.000 euro. L'invito che fa Flavio è di essere più tolleranti con chi vuole solo passare qualche ora di svago. Stiamo diventando un paese triste, signori, non c'è tolleranza. Sono appena uscito dall'ospedale e in pronto soccorso, nella sala d'attesa, gente che si lamenta perché a me chiamano al telefono, le persone preoccupate mi dicono come stare, rispondo. Intolleranza per tutto, sei maleducato, non devi rispondere al telefono quando tutti parlano, tutti urlano. Ho chiesto scusa, non mi interessano le tue scuse, sono maleducato, gente vuole passare avanti, ma dove è finita la tolleranza? Crisi Electrolux, uno spiraglio importante per i lavoratori sui quali gravava il piano shock da quasi 2.000 esuberi in tutta Italia, 300 a Susegana al tavolo, riunitosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy davanti a un fronte compatto di governo, regioni, enti locali e sindacati. I vertici della multinazionale svedese hanno accettato di accantonare il piano di licenziamenti impegnandosi a non assumere iniziative unilaterali per tutta la durata della trattativa. Alla luce di questo cambio di rotta, il ministro Urso ha fissato una nuova scadenza, 50 giorni, per scrivere insieme alla ditta un nuovo piano industriale condiviso e sostenibile. Invece a Venezia il sindaco Venturini ha presentato la sua giunta. Una squadra che rappresenta gli eletti dell'amministrazione comunale, cioè siamo una squadra di eletti. Nessun assessore esterno come si era vociferato nei giorni scorsi. Il sindaco Venturini ha presentato ufficialmente la sua nuova squadra, 10 assessori di cui 3 under 40, 4 Fratelli d'Italia, 2 Lega, 1 Forza Italia, 3 lista Venturini sindaco e 4 consiglieri delegati. L'idea è quella di dare anche un senso generazionale alla giunta con esperienze solide
da parte di alcuni membri, a iniziare dal mio vice sindaco che ha un'esperienza di garanzia, ma anche con risorse ed energie nuove per dare risposta alle istanze generazionali che le nuove generazioni stanno ponendo e hanno posto anche in campagna elettorale. A Francesca Zaccariotto, vice sindaco, andranno le deleghe alla sicurezza urbana, polizia locale, vivibilità urbana. A Silvia Peruzzo Meggetto, consigliera comunale nella precedente amministrazione, sport e turismo. La delega alla cultura, che ha lasciato col fiato sospeso, va a Paolo Romor, insieme a urbanistica, cultura, ambiente e avvocatura civica. E conosce molto bene anche le dinamiche culturali della città, le sue fondazioni culturali, e quindi mi darà sicuramente una mano, pur restando io poi a capo di tutta la Giunta, evidentemente dando le grandi strategie generali anche sui temi culturali. Cultura e urbanistica sono parti del ridisegno di una città, ne formano l'anima e ne formano l'immagine, quindi l'urbanistica così come la cultura oggi sono centrali nel reimmaginare la città del domani. Paolino Danna avrà le deleghe a personale, protezione civile e lavoro, Maica Canton, politiche educative e trasporto automobilistico, Alessandro Scarpa Marta, pesca e agricoltura, Ermelinda Damiano da presidente del Consiglio Comunale ad assessore a coesione sociale, casa e patrimonio. Michele Zui mantiene le deleghe a bilancio, tributi, partecipate e mobilità acquea. Riccardo Brunello, altra giovane new entry, i lavori pubblici che eredita da Zaccariotto, e Sebastiano Costalonga manterrà commercio e attività produttive. Il primo cittadino terrà invece per sé le deleghe a porto, relazioni internazionali, politiche comunitarie. I consiglieri delegati sono Paola Mar, assessore nella precedente amministrazione, con delega università, biblioteche e street art. Massimiliano De Martin, UNESCO, politiche energetiche e dell'acqua. Giovanni Giusto mantiene le tradizioni, Aldo Reato, valorizzazione della gondola. Saranno inoltre istituiti 2 gruppi di lavoro. Il tema delle nuove politiche per la residenza, nuova residenzialità, e l'immagine di come reimmaginare il tema della casa non solo a Venezia ma più in generale in tutte le grandi metropoli, e dall'altra parte il tema della gestione dei flussi turistici. Costituirò 2 gruppi di lavoro, 2 unità di missione con a capo delle persone prese all'esterno. Nei giorni scorsi Andrea Martella, principale avversario di Venturini alle elezioni, aveva chiesto di fare un atto di coraggio dando la presidenza del Consiglio alla minoranza, ma Venturini risponde così. Hanno utilizzato una campagna elettorale per demonizzare l'avversario, questa mano tesa così in questo momento lascia un po' il tempo che trova. Non credo che sia oggi una soluzione percorribile, avranno le presidenze di garanzia così come già detto, mi aspetto un atteggiamento diverso da quello che hanno avuto in campagna elettorale. Sulla nuova giunta Martella ha commentato: giudicheremo sulla base delle azioni e dei risultati. La prima valutazione però è quella di una squadra modesta, tutta figlia della spartizione tra partiti per numeri di poltrone e assessori, priva di apertura verso l'esterno, di competenze e professionalità al di fuori del perimetro dei partiti. Anche politici dal Veneto per l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale a Roma. 1750 delegati, 130 i veneti. È nato nella 2 giorni all'Auditorium della Conciliazione di Roma Futuro Nazionale il partito del generale Roberto Vannacci. Bordate al centro-destra sono arrivate dal presidente del movimento. Sembra che sia quasi un'aspettativa di questa alleanza di centrodestra qui in Venezia, e che quindi mi dovrei ammorbidire, dovrei variare le mie posizioni. Io rispondo di no. Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio. Futuro Nazionale oggi al 5%, dopo 3 mesi neanche, perché è nato oggi il partito, nasce oggi, quindi ancora prima di nascere è al 5%, grazie proprio a queste posizioni e a queste linee rosse. Non ho detto che io aderisco all'alleanza di centrodestra, io ho detto che Futuro Nazionale è il sestante eventualmente di questa alleanza di centrodestra. Tra i presenti deputato trevigiano Gianfranco Boff, che ha lasciato la Lega, da Fratelli d'Italia Gio Formaggio e il padovano Luciano Sandonà, che sull'alleanza con il centrodestra precisa. L'alleanza col centrodestra ci può sicuramente essere ed è nello stato delle cose. Noi abbiamo posto dei punti che sono delle linee rosse, che sono per noi invalicabili, sono i punti del nostro programma che non devono essere, diciamo, modificati o riequilibrati come si è fatto anche col governo attuale, pena, diciamo, il tradimento rispetto ai patti che vengono poi sanciti ed eseguiti con gli elettori quando si va a chiedere il voto agli elettori. Su questi punti noi non transigiamo. Elettori, rispetto dei patti stretti con loro, su questo Futuro Nazionale
non è disposto ad arretrare di un passo e da qui ecco qualche sassolino tolto dalla scarpa e diretto al governo Meloni. Sicuramente può esserci un dialogo fra Vannacci e la Meloni. Finora non credo ci sia stato un dialogo da questo punto di vista, ma la Meloni sta governando. Per noi insomma sta governando in parte diciamo toccando dei punti dove si era impegnata a non entrare, sta portando avanti per esempio quelli che erano i punti dell'agenda Draghi. Noi su quello invece vogliamo ritornare, vogliamo essere garanti di un patto nuovo da fare con gli elettori. Intanto il movimento cresce dimostrandosi attrattivo, racconta Sandonà, anche tra chi non ha mai fatto politica. Oltre 100.000 gli iscritti a livello nazionale, oltre 10.000 quelli veneti. Attimi di grande apprensione a Villanova di Campo San Piero in provincia di Padova, dove una bambina di poco più di un anno è rimasta chiusa nell'abitacolo dell'auto dopo aver azionato la chiusura centralizzata del veicolo. Secondo quanto ricostruito, la madre ha appoggiato le chiavi sul seggiolino mentre sistemava la piccola dopo aver chiuso lo sportello. Per raggiungere il posto di guida la bimba avrebbe afferrato il telecomando attivando accidentalmente la chiusura centralizzata prima di lasciarlo cadere sul pavimento. Inutili i primi tentativi di riaprire l'auto, quindi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova che in pochi minuti e senza provocare danni sono riusciti ad aprire l'auto e a liberare la bambina rimasta nell'abitacolo per circa 20 minuti, visibilmente sudata ma fortunatamente in buone condizioni. Invece è tutto pronto a Gemona per la Triveneta degli Alpini 2026. Partito ormai mancano pochi giorni, abbiamo spiegato a tutti i giornalisti e tutta la stampa e le televisioni il nostro programma. Con la conferenza stampa di presentazione ha preso il via la settimana delle penne nere in Friuli Venezia Giulia, che culminerà con la 3 giorni 19, 20 e 21 giugno con il raduno del terzo raggruppamento alpini del nord-est, comunemente chiamato Raduno Alpini Triveneto. La nostra emittente seguirà l'evento con una programmazione speciale a partire già da giovedì sera fino a domenica, quando ci sarà il passaggio della Stecca con Treviso. Sarà il raduno dei record per le varie concomitanze, in primis il ricordo del tragico terremoto del Friuli del 1976, con alpini non solo dal Triveneto ma da tutte le sezioni d'Italia che parteciparono agli 11 cantieri di lavoro voluti dall'ANA. Gemona è pronta, come il motto del suo glorioso battaglione, mai da Ur. No, siamo pronti in tutto, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, siamo convinti che sarà una grandissima adunata del Triveneto, perché anche ci saranno, come dicevo prima, tutte le sezioni, le 63 sezioni che hanno operato dopo il terremoto per 3 anni, 76, 77, 78, per aiutare i fratelli friulani. Anche l'Associazione Nazionale Alpini presente in questo momento, dove l'amicizia, la fratellanza, l'emozione e l'alpinità uniranno Veci e Boccia. Questo cinquantenario del terremoto del Friuli, che rappresenta per gli alpini, ma non solo per gli alpini, una situazione che è stata veramente inimmaginabile a quell'epoca, con tanti volontari che hanno lavorato per la ricostruzione. Gli alpini hanno dato una mano nella fase delicata dei soccorsi e anche nella mirabile opera di ricostruzione per ridare fiducia e futuro a questa terra friulana che a 50 anni da quell'evento tragico ricorda i suoi morti, ma si mostra anche nella sua bellezza e nella sua voglia di futuro, che grazie agli alpini è diventata realtà. E non solo, è pronta ad accogliere le migliaia di penne nere che invaderanno pacificamente il territorio. Diciamo che il popolo degli alpini è un popolo sempre educato e quindi sa ben inserirsi nelle nostre comunità, che sono comunità rispettose ed accoglienti, quindi noi con grande amore, devo dire, perché credo che tutti provino grande amore per gli alpini, li accoglieremo, avranno gli spazi a loro dedicati, la città si aprirà a loro e si farà trovare pronto per questo grande evento. Si chiude così l'edizione del Veneto, grazie per averci seguito, le previsioni del tempo dopo di noi, a seguire l'edizione di Venezia. Una buona serata, arrivederci.